Ciao a tutti, bentornati in questa pillola, forse sì, forse no, vediamo, vediamo cosa succede. Oggi siamo a casa mia e oggi volevo parlarvi di un po' di vocabolario, di lavori in casa, quando facciamo i lavori in casa, perché in questo momento dell'anno, in questo anno particolare nel 2023 abbiamo deciso di cominciare a fare dei piccoli lavori di restauro e di modifica in casa. Quindi ecco la prima parola, restauro. Restauro significa cambiare qualcosa all'interno dell'appartamento, può essere sia un restauro della struttura della casa, quindi muri, bagni, pavimenti, impianto elettrico, impianto idraulico, oppure dei piccoli restauri un po' più light, un po' più leggeri, come quello che vi voglio mostrare oggi. Allora, qui siamo nella mia camera da letto, vi faccio vedere solo una parte, quella che ci interesserà oggi, e cioè l'armadio. L'armadio di camera mia, ve lo faccio vedere un po' meglio, è grande, è un armadio normale, non è un armadio di lusso, non è un armadio costoso, normalissimo, di un normale centro commerciale. Allora, la parte che vedete alle mie spalle è, anzi, tutto l'armadio che vedete alle mie spalle è formato da 6 porte. Queste porte, eccole qua, si chiamano ante. Ante, le ante dell'armadio. Infatti, quando parlate di armadi, di solito dovreste indicare il numero di ante. Quindi il mio è un armadio a 6 ante. 6 ante. Come vedete da questa parte, io ho già cominciato a fare il piccolo restauro. Immagino che potete vedere la differenza. Passare dal colore beige al colore bianco. Allora, come si chiamano queste parti dell'armadio? Queste sono le maniglie. Una maniglia, due maniglie. Come vedete abbiamo già cambiato, ho già cambiato lo stile della maniglia, un po' più moderna, un po' più minimal, che è l'effetto che vogliamo ottenere con questo piccolo restauro. Allora, io l'ho fatto io, l'ho fatto io personalmente, ho guardato anch'io dei tutorial su YouTube che sono utilissimi e funzionano e sono passata dal colore beige al colore bianco, completamente bianco. Ehm, Adesso comincerò a restaurare questa anta. Come vedete ho già tolto la maniglia che elimineremo, butteremo via e alla fine della dipintura di questa parte, che verrà esattamente così, aggiungeremo la maniglia nuova. Allora, cominciamo a imparare un pochino il vocabolario degli attrezzi di cui noi abbiamo bisogno. Allora, innanzitutto, per cominciare a preparare la base della pittura, usiamo una cementite. La cementite si chiama anche primer, primer per preparare la base del piano, della superficie che dovete dipingere. Qui c'è sempre il mio assistente anche nei restauri di casa. Quindi io lavoro e lui supervisiona. Ecco, lui controlla, vero Kiki? Di ciao Kiki? Sì? Tutto bene, perfetto. Allora, andiamo a scoprire il nome di questi utensili di cui noi abbiamo bisogno. Allora, il primo step per restaurare, diciamo, questa anta
centrale dell'armadio è naturalmente pulire la superficie, quindi pulire con acqua molto semplicemente. Poi il secondo step è usare questo tipo di carta molto molto ruvida. In italiano sandpaper viene chiamata carta vetrata. Carta vetrata può essere di diverso, naturalmente, diverso spessore. Lo spessore è l'altezza o la pesantezza della carta, e con questa cominciamo a grattare oppure levigare, grattare o levigare. Procediamo. Benissimo, una volta che abbiamo preparato la superficie levigata o grattata, grattare significa to scratch, quindi è come quando facciamo questo. Dobbiamo, proteggere le parti che non dobbiamo pitturare o dipingere. Potete usare entrambi i verbi. Con questo. In italiano, questo tipo di tape, nastro, ha un nome particolare. Si chiama nastro carta oppure scotch carta. La parola scotch so che a voi amici inglesi ricorderà un alcolico da bere, lo so, e in italiano questo è uno scotch, quindi tutto quello che è adesivo e serve per chiudere o per proteggere, come nel nostro caso, si chiama scotch. Questo è lo scotch carta proprio perché è molto facile da togliere e da mettere senza danneggiare le parti che non vogliamo dipingere. Quindi procediamo a mettere lo scotch carta. Ecco qua, allora il terzo step è lo step fondamentale, il passaggio fondamentale, perché vado a usare un attrezzo che è utilissimo invece di usare il classico pennello. Il pennello è sia quello artistico, ma anche quello che io uso per dipingere le pareti di casa, i muri, ma anche le superfici. Questo, eccolo qua, si chiama rullo, proprio perché ha l'effetto di un rullo, ovviamente. Il mio è piccolino, perché comunque devo dipingere una superficie molto molto limitata, però è fondamentale per avere una dipintura omogenea. Omogeneo, posso usarlo, la parola omogeneo significa appunto tutta dallo stesso livello e la stessa quantità di pittura. Come ultima cosa, come dicevo prima, applicherò il primer bianco, quindi o cementite bianca, che mi aiuterà poi a avere un risultato migliore. Ultima cosa fondamentale, ultimo attrezzo per noi è alle mie spalle la scala. Scala è un qualsiasi tipo di struttura che io posso utilizzare per arrivare più in alto. La scala è sia questa qui, sia quella delle abitazioni, quindi la scala del condominio, la scala di casa, fuori, dentro, usiamo la stessa parola. Quindi io adesso comincio il mio lavoro e ci vediamo più tardi per l'ultimo passaggio. A dire il vero, mi stavo dimenticando di un attrezzo che mi serve per togliere le maniglie. Eccolo qua. Tutti ne abbiamo uno in casa. Questo in italiano si chiama cacciavite. Cacciavite è una parola composta, è formata da un verbo e un sostantivo. La vite
è questa. Eccola qua. Questa è la vite. La vite ha la stessa parola del vineyard, della vite del vino, e attenzione a non confonderla con la vita, ok? La vite finisce con la E. E quindi il cacciavite è uno strumento che caccia la vite. Caccia la vite significa che va a togliere la vite o a mettere la vite. Ok, allora io ho preparato queste due ante, quelle centrali, senza le maniglie, e procediamo con la dipintura. Eccoci che stiamo dando la prima mano di primer. Dare una mano non significa solamente aiutare, io ti do una mano, ma dare una mano di pittura significa dipingere la superficie per la prima volta, quindi dare la prima mano di primer. Questo è quello che io faccio in questo momento. Quindi preparo, come abbiamo detto prima, preparo la superficie per poi essere dipinta con più precisione. È un lavoro un po' faticoso perché deve comunque essere liscio e deve essere omogeneo, come dicevamo prima, e è un lavoro di pazienza. Quindi con molta pazienza dobbiamo preparare la superficie bianca. Non ha importanza che sia molto precisa, però comunque deve essere una buona base. Io vado avanti con il mio rullo. Eccoci qua, siamo arrivati alla parte finale. Io ho dovuto aspettare un giorno più o meno per avere l'effetto voluto, quindi il piano, l'anta completamente asciutta, quindi si è asciugata. Ora mi aspetta l'ultima mano di smalto, di pittura bianca, e poi quando sarà finalmente asciutto completamente applicherò la nuova maniglia, esattamente così come ho già fatto con le altre. Quindi io vi lascio a questo punto, questo sarà l'effetto finale, e vado avanti con il mio lavoro. Spero che vi sia piaciuto conoscere, magari imparare qualche vocabolo in più sul bricolage oppure sul fai da te, do it yourself. Fai da te è un'espressione che usiamo molto spesso quando parliamo proprio di queste cose, quindi bricolage è tutto quello che facciamo in casa, fatto da noi. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!